Ehi, dico a te, vuoi un apparecchio acustico a costo zero? Acustica Friulana, via Visinale 16, Muzzana del Turniano, Udine. Telefono 334 27 67 731. Test dell'udito direttamente a domicilio, semplice e veloce. Pagamenti su misura. Non aspettare di non sentire. Campagna di prevenzione dei problemi uditivi. Acustica Friulana. Test dell'udito direttamente a domicilio, semplice e veloce. Un'occasione da non perdere. Cordiale saluto gentili amici, ben ritrovati a questo appuntamento live con il web giornale di Friuli TV, Flash Giorno. Apriamo subito con la cronaca. Partiamo da Pordenone, hanno picchiato con calci e pugni, colpendo anche quando era a terra un ragazzo autistico che in bicicletta aveva casualmente urtato una ragazza, poi sono scomparsi. Gli agenti della questura di Pordenone, città dove è accaduto il fatto, li ha individuati e stamani li ha portati negli uffici insieme ai rispettivi genitori. Si tratta di due minorenni di 15 e 17 anni. La violenza è accaduta 2 giorni fa lungo la pista ciclabile, dove la giovane si trovava insieme a un coetaneo. Il ragazzo autistico di 18 anni, dopo averla urtata, senza causarle particolari danni, si è spaventato. L'adolescente che era con la giovane ha preso le difese di quest'ultima, insieme con un altro compagno che si trovava nei pressi, e non comprendendo la condizione psicologica dell'investitore, anzi, fraintendendo la sua reazione, lo hanno aggredito con calci e pugni. Quest'ultimo era stato dunque portato in pronto soccorso, dove gli avevano diagnosticato varie contusioni. Più serie invece sembrerebbero le ripercussioni psichiche. I due minorenni italiani sono indagati in stato di libertà per il reato di lesioni gravissime in concorso. Il 9 ottobre non è mai un giorno qualsiasi per Longarone, i comuni della Valle del Piave ed Erto e Casso, è il giorno del ricordo della tragedia che 58 anni fa sconvolse questi luoghi e l'intero paese. Il disastro del Vajont, un'onda ciclopica provocata dalla frana del Monte Toc nell'invaso idroelettrico che il 9 ottobre 1963 alle 22:39 travolse Longarone, Erto e Casso. Ufficialmente 1917 le vittime, di cui 487 bambini. In realtà, hanno sempre spiegato i sopravvissuti e i superstiti, un numero imprecisato di morti, forse oltre i 2000, perché molte salme non furono mai trovate. Chiaramente per tutta la giornata commemorazioni in ricordo delle vittime della sciagura umana. Il ripristino delle condizioni di sicurezza stradale e viabilità post-incidente sarà affidato ad un operatore esterno specializzato. Ciò significa che in caso di incidente stradale con necessità di ripristino della sicurezza o ripristino delle condizioni a seguito di sversamenti QDF, che è l'operatore terzo, scusate un attimo, iscritto all'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali, a svolgere le operazioni necessarie a riportare nel minor tempo possibile le condizioni di viabilità e sicurezza, non il personale dipendente del comune. Questo fatto è stato siglato a Monfalcone. Le operazioni principali dell'attività di ripristino consistono nell'aspirazione dei liquidi inquinanti sversati, si parla di lubrificanti, carburanti, refrigeranti, il recupero dei detriti solidi non biodegradabili, dispersi e relativi all'inquinamento dei veicoli stessi, frammenti di vetro, pezzi di plastica, metallo, residui di carrozzeria, eccetera, o nel recupero di materiale trasportato e disperso a seguito di incidente. Attività delicate che richiedono formazione e tempo. Per questo, per ulteriori informazioni, potete contattare la sede comunale di Monfalcone. E adesso chiudiamo con un'altra notizia: un'azienda di un settore importante che dopo 80 anni si sposta dalla sede storica per aprire una nuova sede operativa di vendita a Poicico di Zoppola, lungo l'asse viario della statale 13, con l'obiettivo di ampliare la propria visibilità, privilegiando una precisa scelta di marketing al fine di allargare ulteriormente le proprie prospettive di mercato. Una scelta che ci dimostra come l'imprenditoria locale sappia mantenere quella visione lungimirante e di progettazione a lungo termine, che ha consentito al tessuto economico produttivo del Friuli Venezia Giulia di affermarsi e farsi conoscere nel mondo. Alla radice di questo successo vi è anche la continuità familiare che l'imprenditore Fabio Barzan intende mantenere, coinvolgendo i suoi figli nella nuova realtà.
motivando anch'essi alla luce dei valori che si riscontrano negli imprenditori della nostra regione. Con queste parole l'assessore regionale alle attività produttive Sergio Emilio Bini è intervenuto all'inaugurazione della nuova sede operativa dell'azienda Redi Martinel, ricordiamo che si trova a Poncico di Zoppola lungo la statale 13. Con questo è tutto, ulteriori news sul nostro sito friulitv.net, grazie come sempre per la visione e l'ascolto e buona giornata a tutti. Vuoi assaggiare una birra dove al suo interno scopri la specialità tipica friulana? Lumi Beer, il prodotto ricavato in 20 ettari di terreno coltivato orzodistico, biodiversità, performance ambientale. Lumi Beer nelle sue 5 versioni disponibili, 4 per consumo veloce e dissetante e la versione Magnum per intenditori. Lumi Beer si abbina a qualsiasi palato. Lumi Beer è un prodotto esclusivo Azienda Agricola Pancera, il buon seme, i buoni frutti.